Ed eccoci amici, avete capito chi è insieme a me questa sera. Innanzitutto buonasera a tutti voi. 30 minuti ritorna dal martedì e giovedì sempre qui su TEN per passare questi 30 minuti in piena autonomia, tranquillità. Parliamo di tutto e di più perché lo slogan di questa trasmissione è questa. Avete visto, era il 29 novembre e ad essere premiato per il secondo anno consecutivo è l'imprenditore Sergio Mazzuca, che è insieme a me, però se lo chiamo Sergio Mazzuca non lo conosce nessuno, lo conoscono in città, anche in Calabria o dappertutto, Sergio Scintilla, con un tifo da stadio, perché avete sentito era all'Hotel Savoia a Milano per il secondo anno consecutivo, una delle 100 migliori gioiellerie d'Italia. Ciao Sergio, buonasera, benvenuto. Buonasera Fabio, buonasera a te, buonasera ai tuoi telespettatori. Precisiamo che non è stato premiato Sergio Mazzuca, ma è stata premiata la voglia di fare di un'azienda e di un gruppo di giovani e meno giovani che si prodigano per far di Scintilla una stella diciamo, a livello nazionale. Ecco, il premio è stato conferito all'azienda Scintille Montesanto Cosenza Calabria. Ah, beh, quello senza dubbio, ovvio, però l'allenatore sei tu, la gioielleria è tua, è ovvio che sicuramente poi chi viene premiato, tutto il resto, quello che è dietro lo conosciamo tutti, non so se sei a 100 dipendenti o l'hai superati, però voglio dire, quanto sei? Sì, abbiamo quasi 100 dipendenti e siamo in procinto di assumerne altri. Senti Sergio, in linea di massima anche tu nella tua azienda c'è la parità di genere, vogliamo far capire cos'è, perché poi sei una delle poche insomma, aziende che dà questa possibilità ai lavoratori. Prima di parlare di questo voglio definire un attimo il premio che ci è stato conferito il 29 di novembre in quel di Milano. Allora, Classe Editori è una società che si occupa di sondaggi, è un po' paragonata alle stelle Michelin, quindi i ristoranti si distinguono per le stelle, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, le gioiellerie invece 1 diamante, 2 diamanti e 3 diamanti. Noi siamo una delle poche gioiellerie del Sud Italia che ha raggiunto per il 3° anno consecutivo i 2 diamanti, quindi siamo veramente felici e orgogliosi per mantenere questa posizione e naturalmente per il 2025 puntiamo alla 3ª stella, al 3° diamante. Quindi questo era per chiudere la premiazione in quel di Milano, veramente emozionante, veramente come dire, essere arroccati in una platea milanese dove si pongono le più grandi aziende a livello nazionale, a livello europeo, quindi veramente ci fa onore e ci fa piacere. E passando alla parità di genere, sì, la nostra è un'azienda che ha raggiunto questo obiettivo ormai da qualche anno. C'è stato quest'anno diciamo, riconosciuto a livello nazionale. La parità di genere è, come dire, caro Fabio, all'interno dei nostri punti vendita non c'è la parità tra l'uomo e una donna a 360 gradi, quindi tutti i diritti che hanno le donne ce li hanno gli uomini, tutti i diritti che hanno gli uomini ce li hanno le donne, quindi questo ci è stato riconosciuto, ci è stato certificato e ne siamo veramente onorati e come dire, ne siamo orgogliosi di questo successo che ci porta ad essere una delle 3 aziende del Sud Italia che naturalmente applica questo metodo. Ah, visto che bella cosa. E poi diciamo, più che altro molti dicono, insomma, i lavoratori, molte aziende si lamentano, altri dicono, sai, non c'è lavoro, le aziende non aprono, poi invece ho letto, ho sentito che anche dai la possibilità di avere incentivi, perché tu, questi lavoratori che sono con te, da quando il più anziano chi è? Guardi, l'anno scorso abbiamo pensionato il primo dipendente, quindi cioè, il prossimo anno facciamo 40 anni di attività, quindi ci avviamo diciamo, verso anche i primi pensionamenti, quindi hanno iniziato a lavorare con noi e finiranno di lavorare con noi e andranno in pensione, quindi questo ci dà veramente un'altra ulteriore soddisfazione. Poi anche nella tua azienda c'è la flessibilità, perché se non mi sbaglio io conosco qualche ragazzo che lavora con te e mi dice no Fabio, con Sergio mi trovo bene, perché in realtà poi se lavorano un giorno poi dai turni di riposo, insomma ormai sei incentrato in questo discorso qua, sei proiettato verso il futuro, che è anche giusto, insomma, no?
Anche perché poi tu hai detto bene all'inizio, le aziende li fanno proprio i lavoratori, cioè chi lavora se non se la sente sua l'azienda, perché sono loro che sono in trincea. Hai detto bene tu, io sì, sono Sergio, sono dietro, scendo anche in campo, però sono loro che sono sul campo, da quello che ho capito. No, ma indubbiamente Fabio, le aziende sono composte da collaboratori che naturalmente danno il meglio di loro, se Sì. così non fosse oggi non saremmo qui a parlare di successi. La tua storia inizia, diciamo, da 50 metri quadri, no? La puoi raccontare questa bella Sì, cosa? vabbè, la mia storia è ben riconosciuta, l'abbiamo anche come Detta dire, più volte, citata sì. più volte. Sì, io... Però giusto per far capire a questi giovani, che molto qui sono delusi, Sergio, parliamoci chiaro, i giovani in Calabria sono un po' demoralizzati, sicuramente c'è una burocrazia che fa paura, non abbiamo lavoro, tra virgolette, perché purtroppo non abbiamo le grandi aziende internazionali oppure italiane, però c'è il privato, ci siete voi, meno male che ci siete questi imprenditori che date risposte a tante famiglie, no? Sì, Fabio, la mia storia, come dicevo prima, ormai è stata detta e ridetta centinaia di volte, quindi voglio dire una storia che inizia da un quartiere popolare, con la voglia di fare e di andare avanti, ma ritornando ai giovani, Fabio, io invece vedo tanti giovani volenterosi, tanti giovani che vogliono fare e che sono capaci di fare. Viaggiando ne trovo tantissimi in giro per il mondo che hanno dimostrato di essere validi, quindi sì, dici bene, il territorio non offre tanto, però quel poco che offre secondo me va valorizzato e va portato avanti, perché veramente abbiamo bisogno dei giovani. I giovani sono il motore del Sud e devono essere proprio loro a prendere possesso del territorio. Senti Sergio, tu sei cavaliere, che significa uno che è cavaliere? Che vuol dire uno è cavaliere? Cavaliere, come si arriva al cavaliere? No, cavaliere si arriva dimostrando capacità di rispetto per le regole, rispetto per le leggi, per le tradizioni, per quello che è... Quando è stata conferita questa? Il 2004, quindi 2004. io sono stato uno dei più giovani Quasi cavalieri, 20 anni sì, sono sono uno passati. dei più giovani cavalieri al merito della Repubblica d'Italia, Presidente Ciampi. Ciampi, sì. Io quello ti volevo dire, e qui i giovani devono rincorrere qui in Calabria gli obiettivi, no? Però molto probabilmente forse trovano questo muro di gomma da parte anche delle istituzioni, diventa tutto più difficile, o no? No, assolutamente Fabio, io non credo che le istituzioni siano di ostacolo ai giovani, come burocrazia, ti fermano, molti giovani incontri, dice Fabio è difficile, voglio fare questo, ma solo la burocrazia per aprire un'attività e quella e quell'altra, magari vanno fuori all'estero 10 minuti, hanno un certificato, un quarto d'ora e ti danno le chiavi, cioè, capito? Qui da noi forse ma questo un po'... non deve essere un motivo per demotivare, anzi deve essere un motivo come dire, di caparbietà, di percorrere, di insistere. Questo sono cose che forgiano la persona, quindi io all'inizio ho avuto io gli stessi problemi, le stesse problematiche, confrontandomi magari con altri giovani imprenditori del centro e del nord Italia, però sinceramente io ho trovato sempre, con la voglia di fare, ho trovato sempre le strade aperte. Senti, tu invece 2 figli e un figlio? Io ho 3 figli, 3 figli e 3 nipoti. Già, 3, 6. Le figlie sono con te ormai? Sì, le mie figlie sono con me, sono in azienda, si occupano di rami strategici per il futuro e quindi siamo veramente contenti perché, ecco, largo ai giovani. E i nipotini come si chiamano? I nipotini, il primo è Pier Francesco, il secondo è Andrea e terza Aurora, che è l'ultima arrivata. Quindi 3? 3 nipoti. Pensi tu adesso siamo sotto Natale, insomma. Ma voi lavorate sempre, c'è la domenica aperti, sabato, non avete ormai... Sì, facciamo un turnover abbastanza aperto perché è giusto che sia così per dare possibilità a tutti di accedere agli acquisti natalizi. Senti Sergio, ma questa crisi si sente? Come sta andando, diciamo, qui in Calabria? Qualcuno dice, sai Fabio, non ci sono soldi, molti risparmiano, hanno difficoltà. No, cioè la Calabria, io parlo del mio settore, il mondo del gioiello, il mondo del bello attraverso il gioiello non ha avuto mai una flessibilità in quanto ci sono delle tradizioni. Sì.
quindi avendo delle tradizioni forti assolutamente abbiamo una buona prospettiva. Qualcuno mi ha detto se uno entra nella tua gioielleria poi con qualcosa esce, perché tu vai dal piccolo, ormai hai pensato anche al grande, no? Sì, abbiamo come ti è venuta questa cosa? Perché qualcuno dice, una gioielleria, ho visto molte gioiellerie, tu entri e dici, devi fare una certa spesa perché non ci vado proprio. Invece da te hai pensato anche, oltre all'online che pare che sta andando bene. Sì, abbiamo rafforzato negli ultimi anni l'online perché la direzione è quella e anche sull'online abbiamo un'offerta abbastanza ampia e ci sta dando tantissime soddisfazioni. Quindi dalla piccola spilla che uno può comprare, anellino o meno, arrivi fino a... Sì, è stata sempre la nostra politica di essere così. Bravo, bravo. Allora, siamo sotto Natale, oggi è il 12 dicembre, insomma, puoi beccarlo perché lui, nel frattempo che arrivavamo qui agli studi, 6-7 ragazzi hanno fermato, che posso passare, perché lui poi un occhio lo devo dire, tu un occhio al sociale l'hai dato sempre, perché magari lui si nasconde, dice io faccio le cose perché le devo fare, anch'io forse quando ero giovane ho sofferto, però stai vicino anche a queste persone meno abbienti, quindi mi fa piacere perché te lo testimoniano per strada, no? Certo. Posso passare a pigliare, cioè, viene, per mia nonna addirittura un ragazzo dice devo fare un pensiero a mia nonna, e lui dice passa che questa è la cosa bella, no? Però se a Milano non ti conosceva nessuno, sì, ti conoscevano i mezzi, scindilli, però qua a Cosenza, visto cammini, ti fermano, è una cosa bella, no? Sì, Fabio, abbiamo sempre creduto nel territorio, abbiamo sempre dato un occhio al sociale e siamo felici di farlo. È vero, perché poi ci sono tante persone che soffrono, insomma. Per l'amor di Dio, crediamo molto, come dicevo prima, nel sociale e facciamo tanto perché è giusto che sia così, che il territorio ci dà tanto. E raccontami, perché so che a casa tua a Natale viene a mangiare sempre qualcuno, qualche ragazzo, no? Sì, sì, abbiamo questa tradizione che... Ma da quanti anni la fai? Ma da sempre. Da sempre, eh? Sempre, sì. Tu ospiti una persona che... che bella cosa. A proposito di luminari, io il 26-27 novembre in una trasmissione, se non mi sbaglio c'era Michelangelo Spatarco, ho detto mica, ma speriamo, ho detto al sindaco Franzi Caruso, non ci far arrivare al 15 dicembre senza luminarie, perché lo scorso anno ti ricordi, io ho fatto 7-8 dirette, poi lui dice ma io non ho soldi, ho detto quello e quella. Quest'anno come è andata a finire? Ho visto che c'è qualche luce su via Montesandro, la tua è fatta. Corso Mazzini pure. Siete scesi in campo anche voi? Da quello sì, l'amministrazione comunale, naturalmente il sindaco Caruso ci ha chiesto un aiuto e molti imprenditori della città hanno risposto e le luminarie sono qui già da fine novembre. Qual è il gioiello che va di più oggi? Cosa regalano i calabresi in modo particolare? Ma guarda Fabio, il gioiello, quello tradizionale, è sempre l'anello, gli orecchini, ma l'anello vince sempre. Sempre l'anello? Sì, sì, gli orecchini pure, perché poi gli orecchini insomma... Sì, gli anelli fanno sempre, come dire, da apripista a qualsiasi percorso. Senti, tu Cosenza, poi il Metropolis qua, se non mi sbaglio, sì, Metropolis abbiamo... E c'è Reggio Calabria, sì, ma Reggio... pensi di aprirne altre? Sì, su Reggio abbiamo un progetto nuovo che matureremo in primavera e faremo una bella cosa. Come risponde la piazza di Reggio? Ma Reggio è una grande città, Reggio è 3 volte Cosenza, quindi voglio dire è una città con tantissime possibilità di crescita. Calcisticamente abbiamo questa rivalità in Calabria, in modo particolare col Catanzaro, penso che anche Catanzaro, però Reggio pure hanno quest'astio nei confronti, calcisticamente sto parlando, di questa città di Cosenza, però ripeto poi il lavoro è una cosa, il calcio è un altro. Vabbè, no? ma questo ci sta in tutte le regioni, è così, sì, vediamo Salerno-Napoli, sì. c'è Inter-Milan, Juventus-Torino, cioè, quindi in tutte le regioni, in tutte le città c'è questa tradizione, quindi questo non ci preoccupa. Senti, a proposito del Cosenza, Sergio, perché tu negli anni sei stato anche vicino a questa squadra, quest'anno pare che ti sei messo da parte. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare altro a livello di sponsorizzazione, quindi ci siamo un po'... ma l'attaccamento rimane sempre. Tu sei un grande tifoso pure, però sì. Sergio, che vogliamo? A proposito, vedi, passiamo dalle cose anche al calcio che sta andando male, il Cosenza, insomma, dopo la sconfitta di Cittadella, adesso sabato, se non mi sbaglio, arriva il Parma, e tutti all'inizio, quest'anno andiamo in Serie A, i playoff, poi
sono 3 partite di seguito, siamo lì sotto, siamo ritornati di nuovo a soffrire. Che magari vogliamo dire? soffriamo un po' il freddo, quindi magari da gennaio in poi possiamo crederci. Sì, Ecco. sicuramente deve intervenire sul mercato. Mi auguro che insomma a gennaio manda via un po' di giocatori che non hanno niente a che fare con questa categoria e vada a prendere qualche giocatore importante, ce l'auguriamo insomma per i tifosi, perché sta tifoseria è sempre I vicino. tifosi Ma tu per anche- tradizione sono esigenti, però io penso che negli ultimi anni Cosenza calcisticamente sta facendo bene. Certo, la speranza è quella sempre di fare il salto di qualità, ma voglio dire, io sono ancora fiducioso in questa seconda, diciamo, questa seconda parte del campionato. A proposito di Cosenza, perché regalate uno spillino, noi gli diamo dal lupo al lupo il lunedì sera, hai fatto queste cose belle sul Cosenza, il lupo, no? Che sicuramente è bello per lo spillino, ma poi hai i bracciali, questa idea come ti è venuta? No, vabbè, È una cosa vecchia, vabbè, no, è da sempre che abbiamo sempre questa voglia di fare e di, come dire, di far emergere anche attraverso un piccolo segno l'attaccamento ai colori Però sociali. bello sto lupo, lo vedi là. Il lupo è veramente inciso a mano, quindi qualche volta viene con le telecamere che ti Sì, fanno lo facciamo vedere come quando si lo produce. realizzi, Sì, magari. sì, Lo sì. facciamo quando Sono realizzi. degli orafi che si dedicano. Quanti ragazzi hai? Come orafi quanti ne hai? Come orafi ce n'ho 3. 3 ce n'hai? orafi, sì. Sono tutti di Cosenza? Sì, sì, praticamente. tutti di Cosenza. Ma tu la maggior parte dei dipendenti sono tutti cosentini? da quello che- Sì, Cosenza e provincia. Ah, quella della provincia scendono pure. Più Abbiamo- uomini o più donne? Abbiamo anche 3 ragazzi cubani. Ah, hai preso pure tu i cubani? Questa è la mandata della regione No, Calabria? no, sono dei ragazzi che sono qui all'università. Ah, studiano qui Studiano alla qui e Calabria. fanno, da noi si curano con l'online. E sono bravi questi ragazzi? Sono molto bravi, sì. Vedi, non solo i medici, abbiamo anche i ragazzi cubani da Sergio, quindi è una bella cosa. Senti Sergio, stiamo sentendo da più tempo parlare di sta città unica. Tu cosa ne pensi di questa città unica? Guarda, la città unica è un'opportunità che va colta e va naturalmente gestita. Io penso che nel momento in cui si realizza questo progetto è certamente una cosa, come dire, è un'idea geniale, ecco. Tu pensi che un po'... Ma Castrolibero hai visto, Greco non vuole... sul Rende, vabbè, il comune di Rende purtroppo, ahimè, è stato sciolto per infiltrazione mafiosa. Ma io penso che nel momento in cui c'è un progetto valido e magari si dà voce ai cittadini, io penso che non ce ne siano problemi. Tu dici un referendum, come uno dice... No, guarda, ci vuole un progetto, progetto. un'idea, un progetto scritto magari, un programma, ecco. Dopo attraverso il programma i cittadini guardano, vedono e poi decidono. Senti, invece Sergio, volevo chiedere, su questo noi abbiamo chilometri di costa, abbiamo Sila bellissimo, montagne, abbiamo turismo religioso, abbiamo l'ira di Dio, questa Calabria. Da dove deve ripartire secondo te il turismo? Qualcuno dice, guarda, noi sì, magari le persone vengono qua, poi non riusciamo ad accoglierle perché non abbiamo le strutture, non abbiamo le reti ferroviarie, non abbiamo gli aeroporti. Che vogliamo dire su questo, Sergio? Che forse hanno ragione, insomma. Qualcosa, siamo in ritardo, in netto ritardo in confronto al nord, no? Ma stiamo recuperando, sinceramente io negli ultimi anni vedo che la Calabria si sta muovendo bene a livello nazionale e internazionale. Io sono fiducioso anche su questo ramo e su questo settore, che ci sono tanti imprenditori capaci e tanti giovani che possono dire la loro su questa tematica. Poi la cosa bella sua, diciamo, oltre, perché io ho parlato delle figlie che sono lì, insomma, l'ha detta anche lui, in azienda, ma c'è il grande bastone tuo e Stefania, insomma, no? Sì, la moglie che praticamente lì lo segue, lo arruota, cioè, se non c'è Sergio c'è lei, insomma, no? Sì, Stefania quanti mi anni bacchetta. insieme voi? Quanti anni siete? Oltre al matrimonio, quanti anni state insieme? Sono 38 anni che siamo insieme. Siete proprio quando eravate piccolini, via. Tu ce n'hai 42 se non mi No, sbaglio. io ce n'ho 58. Ah, ce l'hai 58. Perché ma Sergio è sempre giovane, sempre lo stesso praticamente. No, Sì, no. sì, no, vabbè, il lavoro ti rende sempre più giovane. Senti Sergio, allora, diciamo il fatto che del turismo è ovvio che sicuramente c'è un nuovo governatore, noi ci auguriamo che anche questa sanità possa ripartire, perché qualcuno dice, sai, hai visto, io ho avuto Serafino Conforti qua, che è il dirigente dell'oncologia qua di Cosenza, Mariano Santo, nuovo reparto, e diceva appunto questa amica, andiamo tutti a Milano, ma perché secondo te andiamo fuori? Del resto è la stessa cosa, no? Magari tu
alle aziende importanti anche nel tuo negozio, no? Però uno va fuori, ci andiamo fuori, pigliamo fuori. È vera sta leggenda metropolitana oppure noi possiamo farcela da soli? No, io ho tantissime aziende che producono in Calabria, Gerardo Sacco e altri e quindi nel mio ramo sinceramente abbiamo tante belle eccellenze in Calabria. A livello sanitario, Fabio, purtroppo negli ultimi anni, come tu ben sai, come tu racconti, non è stata una buona performance la sanità, quindi io spero che questi nuovi cambiamenti, queste nuove strategie possono portare a risultati positivi, perché negli ultimi anni un po' la sanità ha lasciato qualche segno negativo. L'ha lasciato sì, però ripeto, noi siamo fiduciosi perché come dice Sergio bisogna crederci alle cose, è ovvio che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ce la dobbiamo mettere tutta anche noi e io ti volevo coinvolgere anche nell'era Mancini, ti ricordi questo centro storico, perché è un peccato, abbiamo un centro storico bellissimo Sergio. C'era questo all'epoca che diceva le attività devono aprire un centro storico di Cosenza, poi non si è fatto più niente. Perché non ritornare veramente a proporre questo discorso del centro storico, tante aziende come la tua e tante altre che possono veramente dare vita a questo centro storico? Guarda Fabio, negli ultimi 40 anni si è fatto sempre qualcosa per il centro storico, però purtroppo non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato. E secondo te, ecco, tu ce l'hai un'idea che... Perché poi questo dico, anche queste amministrazioni, no? Voi ci siete sul territorio, no? Gli imprenditori, ascoltatelo ogni tanto, dice, sei un imprenditore, sono tanti, no? Oltre a Sergio, uno viene, non vi ascoltano, capito? Perché puoi andare anche con una proposta, poi dopo dice, ma sai così io non la voglio fare, però secondo te si può ripartire, può essere... ritornare, perché all'epoca ti ricordi che il centro storico controllava un parcheggio, locali, adesso è una landa sperduta, solo erano 90 milioni di euro, tutti parlano di 90 milioni di euro. Noi ci auguriamo che arrivano e saranno investiti nel centro storico, però oltre ai lavori, da dove bisogna ripartire il centro storico? No, guardi, io penso che il centro storico, come dicevi prima, ha delle grosse potenzialità e sono convinto che prima o poi l'idea giusta uscirà fuori. Certo, ci vuole una collaborazione da parte di tutti, anche dei residenti, diciamo che anche noi che viviamo nella parte diciamo, nuova della città dobbiamo creare maggiore interesse, più interesse verso il centro storico. Quindi io ritengo che non sia impossibile, ci vuole solo un po' di coraggio in più. Senti Sergio, invece la tua è già chiusa oppure oggi o domani ancora sei sempre proiettato? Non ho mai detto quanti dipendenti hai però. Noi al momento ne abbiamo 96. 96, sì. 110, 120 non arrivi magari. Abbiamo dei progetti nuovi, come dicevo prima abbiamo un progetto che maturerà in primavera su Reggio Calabria, apriremo un format del lusso medio-alto, poi abbiamo un'idea anche su Cosenza e poi l'idea che a noi ci naviga da tantissimi anni è il Canada. Un Canada? Sì. E ci sono tanti calabresi. Tu vai spesso in Canada però? Sì, andiamo spesso. Abbiamo... Toronto? Sì, Toronto. Il primo distretto più importante è Toronto, sì. Abbiamo quest'idea che porteremo avanti negli anni futuri. Pensa che gioia questi cosentini, là, questi calabresi a Toronto. Sì. E lì ce ne sono imprenditori gioiellerie calabresi? Sì, ci sono tanti, no, calabresi no, ma ci sono tante gioiellerie. Vabbè, ma anche tu allora? Sì, noi andiamo sempre come abbiamo fatto con tanta umiltà e andremo con le nostre tradizioni. Che bella cosa. Allora ragazzi, signori, io questa sera ho avuto il piacere di sentirlo qui, perché lui poi se ne a parlare, noi purtroppo abbiamo 25-27 minuti, sono 30 minuti però, poi c'è diciamo, le aziende che sono insieme a noi. Io Sergio ti volevo lasciare la telecamera centrale, siccome siamo sotto l'esame quasi il 12 dicembre, insomma, per augurare quello che vuoi ai calabresi, perché poi dall'Europa si vede in tutta la Calabria, puoi dire quello che vuoi, 2-3 minuti, te li lascio proprio, perché parlo sempre io, quindi è meglio che parli tu. Allora, Sergio Mazzuca, che poi è conosciuto come Sergio Scintille, perché ormai è così, l'anagrafe è quello, però il suo è Sergio Scintille. Prego Sergio. Grazie Fabio, grazie. Che dire, io auguro di cuore a tutti i calabresi, giovani e meno giovani, di affrontare il futuro con serenità, con caparbietà e con voglia di fare, perché ed evitare di pigliare scorciatoie, ecco questo mi va di dire specialmente ai giovani. Spero e auguro veramente a tutta la Calabria di essere proprio propositivi nell'anno che verrà,
perché abbiamo delle grandi tradizioni, abbiamo tanta storia che parla di noi, e sono convinto che attraverso i giovani potremmo raggiungere tantissimi obiettivi. Un augurio veramente di cuore di pace, serenità e salute, da curare qui in Calabria e nello stesso tempo di guardare con un occhio attento a tutto quello che accade nel mondo, perché il mondo ci aiuta e ci guida nelle scelte. Grazie ancora a voi tutti, grazie a Fabio Di Ippolito, grazie alla città di Cosenza, grazie a tutta la Calabria che quotidianamente ci dà tantissime soddisfazioni. Buon Natale a tutti di cuore. Grazie a te Sergio, auguroni anche a te, buon Natale anche a tutti i tuoi collaboratori, perché visto lui in prima persona dice io sono, però c'è l'azienda che sono loro, quindi questo premio che hai preso per il secondo anno consecutivo come una delle 100 migliori gioiellerie d'Italia è veramente di tutti, perché poi è vero, è la squadra che porta avanti lui con grande umiltà, e la cosa bella è l'umiltà. Ma chi è Sergio Mazzuca? Proprio in una battuta rapida, ecco. Sergio Mazzuca è un nonno, un marito, un datore di lavoro che guarda come dire, con educazione e correttezza il prossimo e che naturalmente vive le sue giornate con la gioia di essere un calabrese onesto, un calabrese giusto. Che bella cosa. E io un abbraccio a tutti i calabresi onesti e giusti, ma anche a quelli non onesti, e invitiamo sempre a rientrare, a ritornare sulla giusta via, perché questa Calabria deve ripartire dal lavoro, basta questa 'ndrangheta, questa cosa, e mi auguro che arriva lavoro in Calabria, perché io lo dico sempre Sergio, i giovani vogliono lavorare. Allora ai giovani bisogna dare la possibilità di portare a casa lo stipendio, poi come dico sempre, uno può nascere in Grumoto, vuole da lì, andate, poi pigliate e poi buttare le chiavi, perché io ti ho dato la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, guadagnare e mantenerti una famiglia, o no Sergio? Poi uno vuole delinquere, e allora pigli e butti le chiavi, bello mio, però in quel caso, come dico sempre, noi dobbiamo ripartire dal lavoro Sergio, e non c'è niente per nessuno, il lavoro. Indubbiamente, indubbiamente il lavoro è tutto, attraverso il lavoro si può affrontare il futuro. Bravo. Senza di quello non si va da nessuna parte, non si va poi mi metti a parlare, meglio ce ne andiamo Sergio. Allora, bisogna dare delle opportunità. E allora, noi ci auguriamo che con gli anni a venire, insomma, questa Calabria possa veramente dare ai giovani opportunità importanti. Noi abbiamo un'università importante, abbiamo tanti giovani, c'è la disoccupazione, però bisogna ripartire. Lui è partito da zero, anzi da sotto zero, ed è arrivato a 1000. C'è coso lì come Gianni Malà, 1 su 1000 ce la fa. Lui ce l'ha fatta, ce la possono fare un po' tutti, con impegno, con onestà e con tanta dedizione al lavoro. Penso che si possa con gioco arrivare. Di squadra, aggiungo. E col gioco di squadra, bravo. Allora, è stato insieme a me questa sera 30 minuti, di tutto e di più, Sergio Scintille, più bellissimo modo. Va. Ragazzi, buona serata, grazie Sergio. Grazie a te Fabio, ai tuoi telespettatori, e ancora auguri di cuore. Allora, noi ci ritroviamo giovedì, sempre dalle 20 in poi, su TEN. Adesso ci sono le ultime informazioni, le ultime notizie con il TG10. Da parte mia è tutto, una buona serata. Ciao!